Al Pietro Gangemi di Torregrotta, 15ª giornata del campionato Under 15 provinciale messinese, con il Torregrotta di mister Larnè reduce dal successo nel derby contro il Monforte, che ospita il Don Peppino Cutropia reduce dalla pesante sconfitta per 1-7 contro la Folgore Milazzo e attualmente settimo in graduatoria con 6 punti all'attivo, in una sfida che mette in palio punti rilevanti per consolidare le rispettive posizioni in classifica. Completo rosso-blu a strisce verticali per i padroni di casa, maglia bianco-rossa, strisce orizzontali invece per la compagine mamertina. Dopo il solito check pre-gara da parte del direttore di gara, possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo 2 giri di orologio, con la prima occasione di Marca Torrese, azione personale di Costanzo, dal fondo serve Formica che calcia però sul difensore avversario. Al quinto ancora rosso-blu pericolosi, con la punizione di Formica da posizione defilata, Mancino sventato dal portierino Cambria. Al decimo angolo che resta a disposizione per Costanzo e colpisce in pieno la trasversale dei pali con il destro. Al quarto d'ora punizione di Costanzo, invece la sorvola la trasversale dei pali. 5 minuti più tardi, sempre da piazzato, ci prova questa volta Mazzu con un destro che non inquadra il bersaglio grosso. Al 24esimo battono un colpo anche gli ospiti, contatto in area di rigore e per il direttore di gara è massima punizione. Dal dischetto si presenta la Galia per il vantaggio del Don Peppino Cutropia. Torregrotta allora torna a macinare il gioco. Al 28esimo Formica parte, palla al piede, cade il suo ingresso in area di rigore, ma questa volta lascia correre clamorosamente il direttore di gara. Alla mezz'ora la Galia per il Don Peppino Cutropia si invola tu per tu con l'estremo difensore Torrese, lo centra in pieno con il destro. Proprio al tramontare la prima frazione di gioco arriva il pari del Torregrotta, azione personale di Colasanzio, cross per Mazzu che di testa nonostante la statura firma il pareggio. Torrese termina così anche la prima frazione di gioco sul parziale di 1-1. Inizia la girandola di cambi nella ripresa, dentro Giuseppe Scibilia, Samuele Scibilia e Abate. 2 minuti al rientro in campo delle formazioni, rimessa laterale proprio per il neoentrato Giuseppe Scibilia, che va addirittura in rovesciata, parato il suo tentativo. Al 40esimo azione travolgente di Manna sull'auto destro, palla dentro per Costanzo, ancora un gioco clamoroso del funambolo Torrese dentro per Costanzo, che deve solo gonfiare la rete per il vantaggio Torrese. Ma che azione sull'auto laterale da parte di Manna. 42esimo rimessa laterale per Formica che calcia fuori. Al 45esimo arriva il tris locale, palla per Arnaud che calcia e fa 3-1 grazie anche all'errore dell'estremo difensore Mamertino. Al 50esimo dentro anche Aloi, Lizio e Colletti per mister Larnè. Sortiranno gli effetti sperati i cambi, palla dentro che arriva proprio al neoentrato Colletti che segna il poker Torrese, 4-1 al Pietro Gangemi con questo bel tentativo con il destro. Al 53esimo tocca invece a Briuglia e Duca fare il loro ingresso in campo. 2 minuti più tardi accorcia distanze gli ospiti, palla recuperata, assist per la Rosa che riapre così la contesa. Trascorrono appena 3 minuti e il Torregrotta torna avanti di 3 reti, punizione che arriva a Colletti che approfitta dell'errore dell'estremo difensore e segna il gol del 5-2. All'ora di gioco tocca a De Flavia fare il suo ingresso in campo. 3 minuti più tardi punizione di Colasanzio che fa 6-2, anche qui non perfettissimo l'estremo difensore Mamertino. Al 65esimo tiro interessante del Don Peppino Cutropia, parato proprio dal neoentrato De Flavia. Nel finale prende in largo la formazione di mister Larnè, cross dentro per Giuseppe Scibilia che al volo pennella una traiettoria incredibile in rovesciata per il 7-2 del Torregrotta. Va proprio
Un gesto tecnico più adatto al taekwondo che al calcio. Resta la bellissima rete quest'oggi al Pietro Cangemi, proprio allo scadere del tempo regolamentare. Uica si libera bene a centrocampo, si accentra e con il mancino pesca l'angolino per il definitivo 7-3 del Don Peppino Cutropia. Termina così la sfida. Allora un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.